locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati al secondo appuntamento live di Friuli TV per quanto riguarda chiaramente l'informazione. Allora andiamo a fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il maltempo in regione. Partiamo da Azzano Decimo per la precisione, perché la regione ha stanziato, come ci aveva già anticipato il sindaco nella diretta di ieri, un piccolo intanto contributo. Con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale firmerò oggi lo stesso il decreto che impegna le somme necessarie per assistere la popolazione colpita dal maltempo del 16 e 17 agosto scorsi. Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi, che ha assicurato il pieno sostegno ai cittadini e alle imprese che hanno subito i danni degli eventi estremi avvenuti nei giorni scorsi. L'importo complessivo che verrà messo a disposizione, ha reso noto Riccardi, ammonta a 100.000 euro. Appena verificatisi il fortunale, che ha colpito vari punti del territorio, costringendo in particolare a evacuare, come dimostrano le immagini, 27 persone da un edificio di Azzano Decimo, è scattato l'intervento della Protezione Civile regionale ed è stata avviata la ricognizione sui danni. In dettaglio, 94.000 euro andranno a beneficio della popolazione sfollata per la sistemazione provvisoria in strutture alternative agli alloggi danneggiati e non abitabili, importo questo da riconoscere alle amministrazioni locali coinvolte a ristoro delle spese sostenute. 3.000 euro saranno destinati al rimborso dei datori di lavoro per l'operatività dei volontari dipendenti e altri 3.000 serviranno a ripristino dei beni e dei materiali deperibili impiegati nella gestione della prima emergenza da parte della Protezione Civile regionale. E adesso torniamo in studio e parliamo sempre per quanto riguarda il maltempo con altre novità e soprattutto il lavoro dei Vigili del Fuoco che continua perché sfiorano quota 300 gli interventi portati a termine in poco più di 36 ore dalle 12 squadre impegnate nelle operazioni. In supporto al personale del comando, dove sono stati raddoppiati i turni, passando a turnazioni di 24 ore di lavoro, sta operando a Pordenone personale dei comandi dei Vigili del Fuoco di Bologna, Cesena, Cremona, Forlì, Reggio Emilia, Torino e Udine. A Trieste, nella notte, le raffiche di Bora hanno raggiunto i 74 km/h. Secondo le previsioni dell'Osmer, il vento sarà moderato al mattino, in calo nelle ore centrali. Anche domani mattina soffierà Borino, poi temperature massime in aumento in pianura. A causa del vento, stamattina i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste hanno portato a termine alcuni interventi per la messa in sicurezza, tra gli altri, di finestre e recinzioni. Ci spostiamo in montagna. Una famiglia composta da madre, padre e due bambine di 8 e 11 anni si è trovata in difficoltà e al buio ieri sera lungo il tratto attrezzato del sentiero CAI 348 che scende dal Vallò dei Codorini nei monti di Tor nelle Dolomiti Friulane. La famiglia italiana, ma residente in Gran Bretagna, in vacanza in questi giorni in Cadore, aveva intrapreso il lungo sentiero attrezzato olivato che dal passo della Mauria sale al bivacco Vaccari e poi alla forca di Cridola a quota 2.500 metri. La richiesta di aiuto è giunta alle 22.30 alla Sores. 3 tecnici del soccorso alpino di Forni di Sopra hanno rintracciato i dispersi verso le 23.30 partendo dal versante fornese. Stavano tutti bene anche se le bambine erano spaventate e infreddolite. La famiglia è stata assicurata con le corde nei tratti più impervi e riaccompagnata al passo della Mauria a quota 1.300 metri. Hanno collaborato alle ricerche anche la Guardia di Finanza di Tolmezzo e la stazione del Centro Cadore del Soccorso Alpino. L'intervento si è concluso a luna di notte. Ieri, verso le 21.30, i tecnici invece della stazione di Forni e Voltri hanno raggiunto 2 persone che scendevano dal rifugio Marinelli al rifugio Tolazzi, una delle quali affetta dal morbo di Parkinson, che non riusciva a proseguire il sentiero. I 2 sono stati soccorsi e messi in sicurezza.
L'intervento in questo caso si è concluso poco prima delle 23. E ora andiamo a chiudere con due aggiornamenti per quanto riguarda incidenti stradali in regione, per dire che una badante investita a Gorizia mentre accompagnava la sua assistita. La donna, ferita in modo grave, è stata elitrasportata all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverata. L'anziana è stata accompagnata invece a Monfalcone. Investimento di un pedone a Pordenone in via Montereale poco dopo le 10 di oggi. Sul posto la Sores ha inviato l'automedica e l'ambulanza che sono partite dall'ospedale cittadino. La persona investita è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi per un altro flash informativo dal vivo con il nostro audio video giornale, chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon proseguimento di giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.